Un saluto a tutti, benvenuti in questa chiesa di Salvatronda. Io sono Don Andrea, parroco attuale del paese. Questa iniziativa che il Comune vi propone è per conoscere il vostro territorio più capillarmente, per conoscere la storia civile, religiosa, per darvi la possibilità di valutare e ritornare alle vostre radici. Un saluto a tutti voi cittadini di Castelfranco Veneto e buona visione. L'insediamento di Salvatronda è veramente molto antico. Un documento del 996 ci informa che il villaggio fu concesso dall'imperatore Ottone III al conte di Treviso Rambaldo per istanza del vescovo di Treviso Rozzone. Una seconda menzione di Salvatronda si ha nella famosa bolla di Eugenio III del 1152, un documento fondamentale per la storia trevigiana. Salvatronda era una pieve, cioè una chiesa battesimale dalla quale dipendevano alcune cappelle. In antico, infatti, da Salvatronda dipendevano le cappelle di Fanzolo, Barcon, San Floriano, Vedelago, Salvarosa, Campigo e Resana. Si trattava quindi della chiesa nella quale veniva amministrato il sacramento del battesimo. La prova è proprio la presenza di un antichissimo fonte monolitico molto grande presente in questa chiesa che potrete visitare, che è databile intorno al XII-XIII secolo. La dipendenza delle cappelle che abbiamo appena citato dalla pieve di Salvatronda si esprimeva nel gesto liturgico della consegna degli oli santi nel sabato che precedeva la festa, la solennità di Pasqua. L'attuale chiesa di Salvatronda è probabilmente tra le più raffinate realizzazioni dell'architetto castellano Francesco Maria Preti. Sappiamo che nel 1754 Francesco Maria Preti stava lavorando ad un progetto per una chiesa. Nello stesso anno fu proprio Giordano Riccati, suo amico e anch'esso architetto, a presentare il Preti al pievano di Salvatronda, che cercava un architetto per la sua nuova chiesa. La costruzione della chiesa continuò fino al 1776 e non si discosta di molto dal progetto originario di Francesco Maria Preti. La pianta dell'edificio è una croce greca e l'alzato si sviluppa in 3 navate che sono già annunciate in facciata. 2 colonne ioniche di ordine gigante vengono affiancate da 6 lesene corinzie che appunto anticipano la disposizione a 3 navate presente all'interno. La particolarità della chiesa di Salvatronda è anche quella di avere un ambiente intermedio, una sorta di nartece che si sviluppa tra il portale d'ingresso e la navata e che è occupato dalla cappella della Vergine Assunta e dall'ambiente che ospita l'antichissimo fonte battesimale. Eccoci di fronte ad un
dipinto che di solito è invisibile dentro alla chiesa di Salvatronda, si trova in sacrestia, per l'occasione lo contempliamo insieme. Si tratta del matrimonio mistico di Santa Caterina con i santi Francesco e Giovanni Evangelista, opera di inizio Cinquecento di un autore che mostra i modi di Giovanni Bellini. Su un trono, posto tra due colonne, sta la Vergine con il bambino, accanto a loro San Giuseppe, e di fronte, in ginocchio, sta Caterina d'Alessandria, mentre il bambino le infila l'anello nuziale al dito, sposandola misticamente. Il tema iconografico dello sposalizio mistico è un tema particolarmente suggestivo e antico. Lo ritroviamo già agli inizi del Trecento nella pittura italiana e muove dal concetto di unione tra l'uomo e Dio che si ritrova nel Cantico dei Cantici, dove appunto questa metafora è sottolineata, evidenziata dall'unione sponsale tra un uomo e una donna. Fin dal V secolo la consacrazione delle vergini a Dio avveniva all'interno di una liturgia nella quale si consegnavano alla Vergine alcuni segni che ricordavano proprio questa unione: l'anello, il breviario e il velo. Lo status di Caterina d'Alessandria, protomartire cristiana degli primi secoli della Chiesa, è sottolineato dalla corona che porta in capo e dalla sofisticata acconciatura ingioiellata. L'atmosfera nel dipinto è veramente intima e silenziosa. Il gesto dello sposalizio mistico è vissuto dalla Vergine con grande partecipazione emotiva, che si riverbera anche nelle figure, nei volti degli altri santi. Sulla sinistra ritroviamo Francesco d'Assisi, lo riconosciamo dal saio e dalle mani segnate dalle stimmate. Si tratta del primo santo stigmatizzato della storia della Chiesa. Dall'altra parte ritroviamo un apostolo giovane vestito all'antica. Si tratta di Giovanni Evangelista, con un attributo che non gli è consueto. Infatti ha in mano un calice con un serpentello che esce dalla coppa. Questo attributo iconografico ha a che fare con un aneddoto che ci viene riportato dalla tradizione. Si narra infatti che ad Efeso, ad un certo punto, Giovanni ricevette una coppa di vino che era stato avvelenato. Prima di bere la benedisse e in quel momento il veleno fuoriuscì dalla coppa sotto forma di serpentello. Questo miracolo diede origine alla tradizione di portare in chiesa il giorno 27 dicembre, memoria liturgica del santo, una bottiglia di vino perché venisse benedetta. Un po' di quel vino benedetto, detto anche amore di San Giovanni, veniva versato all'interno delle bottiglie che venivano stappate in occasioni particolari, quali le nozze. Il brano Christe qui lux è stato composto dal compositore inglese William Byrd. Byrd è il più importante compositore del Rinascimento inglese, ossia quel movimento che si sviluppa sotto il regno della regina Elisabetta I d'Inghilterra. Il fatto in sé è sorprendente se pensiamo che Byrd era cattolico mentre la religione di Stato era anglicana. Ma le grandi capacità compositive di William Byrd e l'ammirazione che la regina Elisabetta aveva per la sua musica era tale che questo divenne possibile. Il brano che ora
verrà eseguito è scritto in stile contrappuntistico a 4 voci ed è basato su un cantus firmus di origine gregoriana dal titolo appunto Christe qui lux. Il cantus firmus è costituito da note tenute che hanno tutte lo stesso valore e viene ripetuto per 3 volte ed è affidato alla voce di soprano. Mentre il soprano fa questo canto gregoriano, le restanti voci eseguono un complicato contrappunto ritmico. Le composizioni su cantus firmus sono tipiche della musica inglese di questo periodo, ma tipico è anche il fatto di comporre delle musiche che venissero ripetute, e questa forma di ripetizione, che potevano essere linee melodiche alla linea del soprano o alla linea del basso, prende il nome di ground. Quindi abbiamo un brano sacro scritto come se fosse un ground. Buon ascolto. L'Assunzione della Vergine, che ritroviamo nell'abside della chiesa di Salvatronda, fu eseguita dal pittore castellano Nadal Melchiori, che appone la sua firma e la data 1728 sul basamento del sepolcro di Maria. La tela quindi precede la chiesa attuale. Al di sotto del dipinto sta un altare proveniente dalla chiesa soppressa di San Teonisto di Treviso, un altare seicentesco. L'originale progetto di Francesco Maria Preti per l'altare di Salvatronda dunque non fu realizzato per la chiesa per motivi economici, ma alcuni anni dopo
Giovanni Battista Zampezzi, un allievo del Preti, lo eseguì per il Duomo di Castelfranco. La dedicazione a Maria Assunta in Cielo per la chiesa di Salvatronda ne denota l'antichità, un'ulteriore prova di quanto questa comunità fosse antica. Già nel VII-VIII secolo in territorio trevigiano abbiamo dedicazioni di questo genere. La tradizione secondo la quale la Vergine fu assunta in anima e corpo in cielo, presente fin dall'antichità nella Chiesa orientale e nella Chiesa occidentale, è diventata, lo sappiamo, dogma di fede solamente nel 1950, sotto il pontificato di Pio XII. Nella parte alta del dipinto vediamo l'Assunta in posizione quasi supina, dalle forme particolarmente dilatate, che contempla la gloria divina ormai da vicino. Nel registro inferiore i 12 apostoli sono scossi, increduli. Alcuni contemplano l'evento sacro, guardando verso l'alto, altri, increduli, controllano e ispezionano il sepolcro di Maria. Gli atteggiamenti dei 12 sono però stereotipati, raffreddati, miranti più che altro a sottolinearci o a comunicarci un articolo di fede, l'Assunzione. L'opera si pone anche come importante documento della produzione pittorica di Nadal Melchiori, che eseguì molte opere per il territorio castellano, delle quali tanta parte però andò distrutta. Nadal Melchiori nell'opera, per quanto riguarda l'aspetto compositivo, si mostra debitore della estenuata tradizione tardo cinquecentesca che muoveva i suoi passi naturalmente dalla celeberrima Assunta di Tiziano Vecellio nella Basilica dei Frari e che sembra comunque citare anche l'Assunta di Palmalgiovane presso la chiesa veneziana di San Zulian. Oltre all'attività artistica, Nadal Melchiori fu un grande annalista e uno scrittore, poligrafo, potremmo dire, per la zona di Castelfranco. Ci ha lasciato nella biblioteca civica della città, ma anche nella biblioteca capitolare di Treviso, vari scritti riguardanti i pittori di Castelfranco, le antiche e nobili famiglie e l'annalistica della sua epoca. Il pezzo che suoneremo ora è di Antonio Caldara, compositore del tardo barocco, nato a Venezia. Egli lavorò a Mantova, in Spagna e anche a Roma, dove conobbe Handel. Non è tra i compositori più noti, ma vanta comunque una produzione non indifferente sia per il repertorio sacro che per quello profano. Il brano che proponiamo è la triosonata numero 5 tratta dall'opera 1. Si tratta di una sonata da chiesa per 2 violini e basso continuo. In questo caso il basso continuo è suonato da clavicembalo e viola da gamba. È scritta in stile ecclesiastico, in 4 movimenti, grave, vivace, adagio e vivace. La sonata è in stile contrappuntistico, quindi sentirete i 2 violini che spesso si rincorrono e si scambiano temi. Il basso ha principalmente un ruolo di accompagnamento, ma talvolta diventa anche lui protagonista. Questo succede in particolar modo nel secondo movimento, dove il clavicembalo continua ad avere un ruolo di accompagnamento, mentre la viola da gamba diventa un vero e proprio terzo strumento melodico. Buon ascolto.
Sull'altare laterale di destra troviamo la tela con San Prosdocimo e i santi Gaetano da Thiene e Antonio da Padova, opera firmata dal pittore castellano Alessandro Revera e datata 1845. Revera studia all'Accademia di Venezia con Michelangelo Grigoletti e Ludovico Liparini. Si mostra nelle sue poche opere conservate nella pieve di Castelfranco qui e nella chiesa di Preganziol un buon pittore capace di impaginare tele per la devozione, tele e pale d'altare quindi, e che mostra uno stile, potremmo dire, ormai decisamente neoclassico. Si esprime con una buona pittura accademica e con una capacità particolare di rendere i ritratti e le fisionomie dei volti. La presenza di Prosdocimo, primo vescovo di Padova, mandato addirittura dall'apostolo Pietro ad evangelizzare l'antica regione romana della Venezia e Istria, ci introduce il tema interessante della evangelizzazione della zona sud-ovest della diocesi trevigiana, cioè della zona castellana. In effetti sono varie le testimonianze che si collegano alla figura di Prosdocimo nel territorio castellano, come ad esempio l'antica chiesetta di San Pietro presso Castello di Godego. Prosdocimo sta su uno sfondo dalla luce dorata e presenta le caratteristiche insegne vescovili. Una tiara dalla foggia antica, il bacolo pastorale e il pallio, quella sorta di stola che gli sta intorno alle spalle e che parla proprio della comunione con la Chiesa di Roma. La figura di San Gaetano da Thiene, in ginocchio nella parte sinistra della composizione, ci parla proprio del ruolo di intercessione del santo, sottolineato da questa mano che tende verso Prosdocimo e dall'altra che si rivolge al fedele in preghiera davanti all'altare. Gaetano è vestito con la veste talare, tipica dell'ordine da lui fondato, i chierici teatini, grandi predicatori che vivevano la loro adesione a Cristo ispirandosi proprio alla Chiesa delle origini. Anche la figura di Antonio da Padova, in piedi sulla destra del dipinto, che porta una mano al cuore in segno di devozione, è legata al tema dell'annuncio del Vangelo e della predicazione. Era portoghese, il suo vero nome era Fernando e parte, come sappiamo, da Lisbona per unirsi alla primissima schiera dei seguaci di Francesco d'Assisi. Come sappiamo, in Italia fu conosciuto come un celeberrimo predicatore, soprattutto nell'area veneta, e a Padova morì e lì ancora oggi si conservano le sue spoglie nella grandissima Basilica del Santo. Una triade di santi dunque, tutti dediti all'annuncio del Vangelo che la comunità di Salvatronda ha eletto a propri patroni. La fama del compositore livornese Pietro Mascagni è legata alla sua più grande opera, Cavalleria rusticana, il cui soggetto è tratto dall'omonima novella del Verga. Ma nel decennio che intercorre fra il 1880 e il 1890, ovvero quando iniziò gli studi presso il Conservatorio Meneghino, quando vi si ritirò e quando si spostò in Cerignola, nel Foggiano, molta fu la sua produzione in campo sacro. Oggi non è molto nota. Fra i più grandi lavori si ricorda la Messa per soli coro orchestra, la Messa di Gloria in Fa maggiore, della quale oggi andremo ad ascoltare il Benedictus, sezione centrale del più ampio Sanctus. Il Benedictus è
preceduto da elevazione, ovvero un momento strumentale che vede solista il violino primo, che anticipa il Benedictus, nella quale la voce baritonale, affidata a Nicola Zambon, canta e dispiega e rende lode al Dio all'interno dei momenti più significativi della liturgia eucaristica. Buon ascolto. Non abbiamo voluto raccontarvi tutto di questa chiesa perché non vogliamo togliervi il piacere della scoperta, per esempio, del battesimo di Cristo di Rutilio Manetti, del grande fonte monolitico del XII secolo. Vi invitiamo allora a visitare questa chiesa, a seguirci sui social e alla prossima edizione di Artis Thesauri.